Buonasera, procediamo con l'appello. Ne approfitto per presentare il segretario comunale che ci seguirà fino a fine legislatura, Mariano Nieddu, già segretario a Ponte San Nicolò, Este, Padova, quindi nella zona del Padovano. Esattamente. A lei la parola per l'appello. No, qui nella parte bassa del... Allora, Tonò, assente. Boteon, presente. Carnelos, Assente. assente. Costa, assente. Costa Giulia, assente. Criscuoli, Assente. Dare, Assente. Darcier, Assente. De Valier, Assente. Dus, Assente. assente. Fasan, Fiorin, Assente. Maset, Assente. Posocco. Giustificato perché aveva in qualche modo comunicato per malattia, senza permettere. Maset aveva comunicato che era assente. Diciamo non ufficialmente, ma è assente per problemi. Vabbè, allora è giustificato. Giustificato. Posocco abbiamo detto, sì, presente. Sant'Antonio, Saracino, Sonego, Assente. Tocchet, Presente. Sì. Siamo in onda, no? Sei presente. Dunque, qual era l'articolo? L'abbiamo visto oggi. Si può fare un intervento? Aspetta, sta. Il 40. No, ma cosa ti dico adesso? Ti dico, scusate, giusto, fino adesso in capogruppo. Qui? Esatto. Perché l'email? Vedi, viene accertato. Come non si è sentito da casa, puoi fare un appello o di nuovo oppure lei In questo momento risultano 6 consiglieri presenti, quindi in base all'articolo 40, comma 3, l'appello, il numero di presenti viene accertato mediante appello nominale. L'abbiamo fatto, l'appello viene rinnovato quando il numero prescritto non sia inizialmente raggiunto. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, mancando il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta e ne fa prendere atto a verbale. Quindi noi adesso dobbiamo trascorrere un'ora, qui direbbe da quella fissata nell'avviso di convocazione. può dire chi sono i presenti, grazie, se così. I presenti sono i consiglieri Boteon, Saracino, Sant'Antonio, Fasan, Posocco, Tocchet. Si può fare un intervento? Non credo perché il Consiglio Comunale non è Cioè non si convocato. può... Ci vediamo fra... Allora, 24. A che ora? Un attimo solo. No, perché tu sarai con noi fino adesso nei capogruppi, adesso non si presenta neanche in aula. Cioè... No, è una mancanza di rispetto verso noi consiglieri. Questa? Abbiamo finito nell'avviso di convocazione. Diciamo che siamo già in ritardo di 35 minuti su. Quindi? Possiamo anche aspettare un'ora e un'ora dall'avviso di Sì, in convocazione. realtà vedi, c'è scritto nell'avviso di convocazione, quindi sarebbero 7:30 bisogna rifarla per 19:30, giusto? 24 minuti. Sì, allora dobbiamo ridarci appuntamento alle 19:30 per rifare l'appello. 19:30. Esatto. Per il secondo. Dichiarazione di voto. Ascolta, se non viene, fermo già,
Dus, Un attimo che finisco di scrivere qua. sei arrivato? Posocco. Ore 19:00, secondo appello, 19, scusate, 19:30, cioè un'ora dopo l'orario di convocazione. Segretario. Tonon. Sì. Boteon. Carnelos. Assente. Costa. Assente. Criscuoli. Assente. Dare. Assente. Darcier. Assente. De Valier. Assente. Dus. Fasan. Presente. Fiorin. Assente. Maset. Assente, giustificato. Come prima. Posocco. Sant'Antonio. Saracino. Sonego. Assente. Assente. E Tochet. Presente. Sette presenti. Quindi 7 presenti ai sensi dell'articolo 41. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 40, come prima, il Presidente dichiara deserta la seduta e ne fa prendere atto a verbale. Riguardo alla seconda convocazione, poi c'è l'articolo 41 che dice solo di invitare per la seduta stessa, inviare l'invito ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione. In realtà tutti sono al corrente della seconda o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta legalmente costituitasi fu dichiarata deserta. Ok, quindi possiamo dichiarare chiusa la seduta. Presidente, posso fare una dichiarazione almeno? Sì, in realtà il Consiglio Comunale non è stato neanche aperto, è già stato chiuso. Abbiamo parlato tante Siamo volte quattro anche fuori del Consiglio Comunale, non credo che... Fuori Consiglio può fare. Guardi, si prenota anche la maggioranza, così parlo io, parla chiunque ha qualcosa da dire. Allora posso dire, Presidente, questo è un giorno tristissimo della democrazia vittoriese, perché la maggioranza fa mancare il numero legale di un Consiglio Comunale di urgenza chiesto dalla minoranza e fa mancare il numero legale anche per notevoli punti all'ordine del giorno. Io credo che i consiglieri comunali che questa sera mancano e non sono giustificati possano non presentarsi alle prossime elezioni perché hanno mancato di rispetto dei loro elettori. Pertanto Dus può presentarsi e anche lei Tochet, ma tutti gli altri, a cominciare dal sindaco, è meglio che cambino direzione, non facciano più gli amministratori. Ringrazio. Questa è la mia dichiarazione. Mancanza assoluta di rispetto della minoranza e dei cittadini vittoriesi. Allora, naturalmente non è così. È così sì, perché è ben evidente. È evidente che erano stati presi
accordi, per quanto mi riguarda, da persona, da galantuomo erano stati appresi. Allora permetti che allora, scusi, devo io finire devo il fare mio una dichiarazione intervento. perché Stiamo Devo finire il mio intervento. Quando Sì, oggi, scusi, oggi pomeriggio in che ambito ci troviamo in questo momento? infatti. Perché io non ho ben capito. Cioè, se ci troviamo in un ambito di consiglio comunale, allora ci esprimiamo come consiglieri comunali. Se invece ci troviamo in un ambito all'interno di un'assemblea, vuoi venire? Scusate, consiglieri, siamo al di fuori del Consiglio Comunale. il consigliere Per Fasan ha correttezza- fatto delle gravi dichiarazioni e gradirei avere la possibilità, anche se non ci troviamo in ambito di consiglio comunale, di chiarire alcune questioni. Perché? No, le sto chiarendo io in questo momento. No. Tra l'altro non c'è un ordine del giorno, non ci sono regolamenti, stiamo parlando veramente a microfono aperto, non c'è mai... Sì, voglio dire, parlo e io credo che ci troviamo in un momento molto delicato per la nostra città. Non so, il consigliere Fasan mi pare che abiti anche lui in Valle Pisina e mi pare che anche lui abbia vissuto nelle ultime ore abbia vissuto anche lui sì, io sono qui. Allora, se eravamo d'accordo di sospendere per motivi di vicinanza, sospendiamo per motivi di vicinanza.